Siamo con Gianluca Bisol, già dire il cognome diciamo tanto, nel senso che chi è appassionato ovviamente di buon bere conosce benissimo le produzioni di Bisol e credo che in Veneto ai Sapori fosse arrivato il momento anche di incontrarlo. Noi l'abbiamo incontrato a dire il vero in occasione della presentazione del Master in Cultura del Vino e del Cibo che si terrà a Valdobbiadene, perché Gianluca Bisol è stato uno degli ideatori e dei sostenitori. Sì, sono stato sempre convinto della necessità di investire non solo nel territorio, nel terreno, ma anche nella cultura. Non potevamo non tenere in considerazione l'importanza della cultura per il nostro futuro. Un futuro che ci vede competere con un prodotto di grande successo che è il Prosecco di Valdobbiadene e il Cartizze, in un territorio mondiale, quindi in una competizione che non ci dà sicuramente dei vantaggi competitivi rispetto ad altri territori del mondo che si stanno affacciando nella produzione dei vini. E quindi dobbiamo pensare di formare per questo futuro delle figure che abbiano dei valori aggiunti, che sappiano trasmettere tutta la storia, la cultura e il fascino che queste colline di Valdobbiadene possono trasmettere. Allora, Prosecco, grande successo. Statistiche dicono che quest'anno nelle tavole degli italiani a Natale e a Capodanno c'erano più bottiglie di Prosecco che di spumante o di champagne. Ma si sa anche che il Prosecco ha un'area di produzione abbastanza limitata. E come si fa a conciliare questo successo esplosivo con una produzione di qualità? Beh, l'area di produzione non è proprio limitata. Pensiamo che oggi, grazie anche all'iniziativa del ministro Zaia, in poco tempo si è riusciti a portare a una determinazione del territorio di produzione molto chiara e semplice da comprendere da parte del consumatore. Abbiamo infatti un territorio di produzione del Prosecco che nella sua base, quindi nella versione più semplice del Prosecco, ha addirittura 9 province, quindi quasi tutto il Veneto, escludiamo solo Verona e Rovigo, e tutto il Friuli. E poi in cima alla piramide della qualità c'è il territorio di Conegliano Valdobbiadene e di Asolo, che insieme hanno fatto la storia di questo grande prodotto che è il Prosecco e che offrono una categoria e un livello qualitativo del Prosecco indubbiamente superiore. Infatti il termine superiore sarà quello che, abbinato alla parola Prosecco, andrà a individuare proprio il Prosecco ottenuto da queste splendide colline. E in cima a questa piramide della qualità abbiamo il Prosecco superiore di Cartizze, di OCG, e quindi questa piccola collina che tra l'altro è la collina più quotata ormai in Italia in termini di vigneto. Pensate che questa proprietà di 106 ettari divisa tra 140 famiglie che si contendono di metro in metro questo preziosissimo terroir che ormai ha un valore di oltre 2 milioni a ettaro. E quindi con questo modello di qualità del Prosecco e questa grande base della piramide possiamo sicuramente garantire una produzione di alta qualità. Un'alta qualità perché? Perché il Prosecco oggi sarà solo ed esclusivamente DOC e di OCG, mentre prima era DOC e IGT. IGT era una denominazione che non tutelava a sufficienza la qualità di questo prodotto, quindi non imponeva che il prodotto venisse certificato a tutti i livelli. Oggi con la DOC si garantisce al consumatore una qualità elevata a tutti i livelli. Chiaramente la qualità migliore si può trovare solo in alta collina e quindi consiglio tutti di chiedere un Prosecco di Valdobbiadene, un Prosecco di Conegliano o d'Asolo, o meglio ancora il Cartizze, o più semplicemente un Prosecco superiore. Con un buon consiglio del signor Gianluca Bisol credo che possiamo dire grazie e naturalmente vi invitiamo alla prossima puntata di Veneto ai Sapori.